Infatti, anche se tanto loro battono un secondo dopo di te non è un problema, anzi è più vero. Beh, intanto è doveroso ringraziare tutti per la vostra presenza qui. Purtroppo abbiamo visto, purtroppo per fortuna, che diversi giornalisti vanno e vengono, arrivano alla stampa. Però il motivo per cui ci troviamo oggi è quello di presentare il movimento Patto per l'Autonomia Veneto. Patto per l'Autonomia Veneto è un movimento che nasce dopo aver preso atto proprio oggi di quelli che sono i risultati, o meglio, i pochi risultati che sembrano affacciarsi, il condizionale d'obbligo, nella difficile battaglia per l'autonomia. Difficile perché abbiamo visto che i risultati odierni sono quelli di veramente una misera considerazione di quelle che sono state le istanze dei veneti, che un anno e mezzo fa al referendum hanno detto a gran voce: vogliamo maggiori forme di autonomia. Questa però volontà dei veneti sembra essere irrilevante di fronte al governo nazionale, nonostante l'impegno, bisogna riconoscerlo, di tante istituzioni venete che viceversa cercano di portare avanti queste istanze e di richiedere che cosa? Le 23 competenze con tutte le relative funzioni, naturalmente la possibilità di poter trattenere maggiori risorse. Vediamo invece che i risultati sembrano essere piuttosto scarsi dalle prime anticipazioni, poi vedremo come andrà a finire. Il Patto per l'Autonomia Veneto è un movimento che unisce, che raggruppa diverse forze autonomiste del Veneto, ma anche indipendentisti veneti, che in questo momento hanno motivo di ritenere che si debba cercare di pervenire ad un primo risultato concreto, un risultato intermedio rispetto ad altri obiettivi più ambiziosi, ma quello più concretamente raggiungibile e perseguibile. Prendiamo atto soprattutto del fatto che la battaglia per l'autonomia non è una battaglia esclusivamente dei veneti, ma sappiamo che anche la Regione Lombardia e l'Emilia Romagna hanno chiesto di avere maggiori forme di autonomia, e soprattutto abbiamo visto come anche in altre regioni, per esempio il Friuli, Venezia Giulia, che già è una regione addirittura a statuto speciale, c'è un grande fermento e c'è stato un grandissimo risultato del patto per l'autonomia che si è presentato alle elezioni regionali eleggendo 2 consiglieri. Ecco, con tutte queste forze noi vogliamo dialogare per arrivare ad una unione di intenti che consenta di perseguire insieme l'obiettivo dell'autonomia, fermo restando che, come tante volte abbiamo avuto occasione di dire, le peculiarità di ciascuna regione, di ciascun territorio, devono essere governate dai movimenti, dai patti per l'autonomia di quella specifica regione. In altri tempi si sarebbe detto ognuno padrone a casa sua, naturalmente, però è con queste altre forze che vogliamo dialogare per arrivare a presentarci alle elezioni comunali ed europee del 26 maggio e dialogare per arrivare naturalmente alle elezioni regionali stavo per dire del prossimo anno, di quando saranno le prossime elezioni regionali, visto l'aria che tira, i tempi sono sempre un pochino incerti. Naturalmente per noi è un motivo di soddisfazione poter constatare l'apertura al dialogo che ci è stata manifestata da tante forze, segno anche di una concretezza che finora ci ha contraddistinto, e proprio per questo adesso si riparte dal dialogo con altre forze, ripeto, che non vogliono chiudersi ma vogliono ampliarsi per perseguire alcuni obiettivi, il primo dei quali è l'autonomia, ma non è certo l'unico. Ci sono altri obiettivi perché ci sta a cuore la sorte, il futuro di tanti ragazzi giovani che sono costretti oggi ad emigrare per trovare un lavoro all'altezza delle proprie aspettative, quando invece il Veneto è una regione che storicamente ha sempre dato possibilità di lavoro. Dobbiamo ripristinare questa fiducia nei nostri giovani. Vogliamo anche che siano completate le grandi opere che sono attualmente in corso, però prima di farne di nuove bisogna valutare se veramente ce n'è bisogno. Forse è preferibile non consumare più il suolo, ma è preferibile viceversa effettuare una completa manutenzione di quelle che ci sono. E soprattutto, vista la nostra impostazione, quello che a noi sta particolarmente a cuore è che il Veneto prenda in mano il proprio destino e porti avanti delle iniziative che abbiamo già informalmente presentato al Presidente Zaia, però non abbiamo visto seguito. Ecco, a noi sta a cuore che siano istituite delle agenzie regionali che possano fornire quei servizi che oggi l'Italia non vuole o non è più in grado di fornire.
penso alle poste che chiudono nei piccoli paesi, penso ad esempio ad un maggior funzionamento della giustizia, dove non sia necessario per un'impresa attendere 5, 6, 7 anni per avere una sentenza di primo grado. Tutto questo è possibile già fare, basta volerlo e non è necessario per forza chiedere permesso per una maggiore autonomia a Roma o d'altro. Prendiamo in mano il nostro destino e vediamo di migliorarlo fin da subito. Questo è l'obiettivo che ci accomuna e ci ha portati a creare il patto per l'autonomia. Io mi fermo qui come prima presentazione e lascio la parola per un saluto e forse qualche ulteriore ragionamento a Roberto Agirmo, vicepresidente. Grazie Luca. Allora, cercherò di non ripetere quello che ha detto Luca, ovviamente. Parto quindi con un dettaglio. Voglio presentare esattamente questo simbolo. Come vedete è Patto per l'Autonomia Veneto, ma c'è un'ulteriore parola in questo simbolo, ovvero sia autogoverno. Ora, noi crediamo che all'interno di quest'ultima parola ci sia veramente il core di noi stessi, considerando anche che noi come gruppo arriviamo, la nostra genesi è una genesi che arriva dall'indipendenza, ma onestamente continuare a perseguire una strada indipendentista come alcune frange diciamo irredentiste vogliono continuare a perseguire in modo indefesso, sventolando soltanto la bandiera dell'indipendenza senza una progettualità, non è il nostro modo di essere, non è il nostro di fare le cose. Riteniamo sia indispensabile un progetto serio, un progetto che abbia una grande apertura per poter portare avanti quelli che sono i nostri obiettivi. Allora, tenendo presente che la genesi è l'indipendenza, è altrettanto vero che il percorso autonomista diventa di fatto una logica conseguenza per poter raggiungere determinati obiettivi. L'autonomia è, ma l'autonomia quella vera intendiamo, l'autonomia quella delle 23 competenze, l'autonomia quella del residuo fiscale, l'autonomia quella del mantenimento nel territorio dei 9 decimi. Questa è l'autonomia che vogliamo, questa è l'autonomia che cercheremo di perseguire in tutto e per tutto. Quindi se qualcuno ci chiede cosa è di diverso tra voi e qualcun altro, la nostra differenza sta nel fatto che il nostro obiettivo non è un passaggio intermedio nell'autonomia, ma è l'autonomia tout court esattamente come la vogliamo, come deve essere, come i veneti hanno chiesto che fosse, perché ricordiamoci che quando esattamente circa 500 giorni fa i veneti sono andati a un referendum a votare e hanno votato per il 98,1%, hanno detto che volevano l'autonomia per quello che gli era stato proposto, ovvero sia il mantenimento dei 9 decimi del residuo fiscale e le 23 competenze. Questo era il pancia a terra ed è questo che, per quello che ci riguarda, è il nostro obiettivo. Quindi, considerando questa come asset principale, dobbiamo poi cercare di agglomerare all'interno o comunque attorno a noi e con noi tutte quelle forze che determinano e che presumono che l'autonomia vera sia esattamente questa. Qualunque altra forma di autonomia più blanda non è ritenuta consona a quella che è la richiesta fatta dai veneti. Questo è l'asset portante del nostro principio. Se poi dobbiamo guardare anche altri elementi, diciamo che la cosa che noi teniamo come considerazione fondamentale è la possibilità di aperture, come diceva anche il presidente Luca Zano Cantalutti, ad un range di possibilità più ampio, non solo esclusivamente su base localistica, quindi regionale, ma anche nazionale. Quando dico nazionale a 360 gradi, quindi dalle Alpi alla Sicilia, nel senso che ci sono tanti movimenti autonomisti in giro per l'Italia che vogliono l'autonomia dei loro territori. Bene, questo è il nostro obiettivo, agglomerare questi gruppi, fare in modo che a livello localistico si continui e si mantenga la propria identità in modo assoluto e certo, ma contestualmente in determinate situazioni che possono essere le elezioni politiche, piuttosto come quelle che saranno tra qualche giorno a questo punto, perché maggio è dietro l'angolo, anche le europee. Quindi proprio in questo contesto, proprio su questa visione, il nostro obiettivo è quello di cercare di creare sinergie operative su base nazionale, con la logica comune delle autonomie territoriali, ma con l'assoluta volontà di mantenere saldo e fermo il principio che all'interno del territorio ogni gruppo deve lavorare per questo territorio. Io credo che altre cose non ce ne siano da dire. Ti rilascio la parola e immagino che il signor alla tua destra abbia qualcosa da dire. Sì, grazie a Roberto Agirmo. Vorrei chiedere a Leopoldo Bottero una conclusione di questa presentazione, chiedendole di rimanere nei tempi delle conferenze stampa. Sì, perché avevo fatto una piccola parcella di 48 pagine, ecco. Adesso l'ho ridotto a 10, ma mi ha detto devo ancora stringere. Esatto. Allora,
È semplice. Io sono arrivato all'indipendentismo facendo l'amministratore e vedendo quali sono le disparità di trattamento tra nord e sud in termini di risorse, e si voleva che fossero uguali. Poi ho visto che ci sono moltissimi movimenti, anzi ce n'erano molti di più, e parlando con Luca una serata io dico: guarda, finché siete 42 milioni di movimenti non c'è niente da fare. Con grande sorpresa ci fu una riunificazione di quasi tutti, o quasi tutti quelli seri. Poi c'è stato qualcuno che è uscito perché deve primeggiare, allora mi ci sono imbarcato anch'io. Mi ci sono imbarcato, però ho sempre tenuto a distinguere la nostra posizione da quelli che fanno teatro. Allora, è bellissimo farsi i documenti, è bellissimo dichiararsi dogi e provveditori, però siamo nel 2018, l'obiettivo nostro dell'indipendentismo non è quello di varare S19, non è quello di varare le triremi e andare a Istanbul, ma è quello di vivere nel mondo in cui siamo. Il mondo in cui siamo è l'Europa, il nostro futuro o è in Europa o non c'è, in termini proprio economici, e quindi bisogna, se si vuole ottenere dei risultati, anche l'autonomia, che è un primo passo, lo si ottiene se si fa in modo che ci sia una unificazione di interessi politici ed economici intorno a questo fatto, perché se interessa solo noi non ce la danno. Quindi è necessario essere seri, fare proposte serie, noi l'abbiamo fatto e continuiamo a farlo. Adesso stiamo costruendo questa alleanza che va al di fuori del Veneto, perché tutti hanno interesse ad essere autonomi, per il principio della sussidiarietà, perché le cose funzionano meglio se sono rette in questa maniera. E quindi dobbiamo costruire un consenso rispetto alla, come si dice, all'autonomia, sia all'interno del Veneto, quindi tutti gli autonomisti sono pregati di interessarsene, sia autonomisti sono quelli che vogliono l'autonomia, molti partiti non ci pensano neppure, l'hanno detto chiaro e tondo, e sia dobbiamo fare, come si dice, causa comune con gli altri delle altre regioni che stanno lavorando in questo senso qua, perché a questo punto abbiamo trovato il primo gruppo politico e culturale che ha interessi che coincidono con i nostri, quindi bisogna allargarsi. Sono stato breve, Presidente. Brevissimo, vi ringrazio. Allora adesso chiudiamo la parte ufficiale della conferenza stampa, poi ci sono le interviste che proseguiranno fuori. Vi ringrazio ancora di essere venuti e ad maiora. Buona giornata. Grazie.